Il leader europeo. Però... Allora, eccoci qua, siamo rientrati. Allora, abbiamo ancora una ventina di minuti per discutere di questa riforma costituzionale, di questo referendum. Diamo voce anche ai telespettatori, ce ne sono tanti che si sono messi in lista per intervenire. Iniziamo con una telespettatrice, la signora Carlotta. Buonasera signora, da dove chiama? Sì, buonasera, chiamo da Mestre. Prego. Io volevo dire un paio di cose, se mi dava il permesso, intanto la ringrazio. Allora, all'inizio si parlava di Obama, del Presidente degli Stati Uniti, e io pensavo al premio Nobel della pace che gli hanno dato, e benissimo, io penso che vuol dire che le bombe che sta buttando su Mosul sparano fiori, invece quelle brutte e cattive che stanno andando su Aleppo dei russi, vero? Solo quelle fanno male, quelle su Mosul no. E anche Renzi che è andato da Obama, un signore prima gli diceva a inizio trasmissione che è l'uomo più potente del mondo. Io vorrei che Obama avesse chiesto a Renzi, scusami, mi piacerebbe sapere perché hai dato al nuovo presidente della RAI 3 volte il mio stipendio, visto che Obama è l'uomo più potente del mondo, e invece il signor Campodall'Orto prende 3 volte lo stipendio di Obama. Un'altra cosa sulle riforme, se mi permette, poi la ringrazio. Prego. Il bicameralismo perfetto. Io ho visto parecchie volte che quando vogliono in una settimana la fanno una legge, anche 3 giorni, perché vorrei sapere la Fornero quanto ci ha messo, 1 giorno, 2, 3, non di più penso. Il decreto salvabanche quanto ci hanno messo, 1 giorno, 2 giorni, il giorno dopo i risparmiatori si sono trovati in banca senza soldi, rovinati. Allora io mi dico, se ci si mette così tanto, se si vuole, a fare una legge, il mio voto sulla riforma è no, anche morale, perché con il discorso del decreto salvabanche, oltre ad aver rovinato famiglie che si sono trovati tutto d'un tratto senza più i loro risparmi, è morta anche una persona, si è suicidata perché non ce l'ha fatto. E allora il mio no è anche morale a questa riforma, perché questa riforma porta 2 nomi e io non li voglio fare, uno è Renzi, l'altro non lo faccio, e questa persona che anche lontanamente ci entra, ma la devo anche premiare mettendo il suo cognome su questa riforma. Io penso che l'Italia si meriti di meglio. Grazie alla signora Carlotta. Buonasera. Grazie a lei del suo intervento. Sentiamo un'altra signora, abbiamo la signora Michela. Buonasera signora Michela. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a tutti voi. Prego. Io stavo ascoltando la vostra trasmissione questa sera e non so da dove cominciare, perché avrei da parlare 3 ore e non è possibile. Non li abbiamo signora, anzi. Lo so. Mi ricordo le prime volte che andavo a votare, con quale entusiasmo andavamo a votare, perché pensavamo di costituire un qualcosa per il nostro territorio, per il nostro paese, e più avanti si andava con le votazioni e più capivamo che il popolo ormai non conta più niente, come ha detto l'avvocato Morosin, come ha detto l'editore Ermanno Case. Ormai non contiamo più nulla, se siamo arrivati al punto che dall'Unione Europea ci arriva il Made in Italy per il formaggio e i latticini. Se abbiamo una signora onorevole, Alessandra Mussolini, che si è offesa perché gli inglesi avevano blaterato sull'italiano siculo e napoletano, e si è permessa di dire la signora in questione che forse i napoletani e i siciliani hanno una marcia in più. Mi chiedo e mi domando, ad esempio, l'altro giorno sentivo Bitonci che non è d'accordo sulle città metropolitane. Mi chiedo e mi domando allora perché, se non è d'accordo sulle città metropolitane, su Venezia metropolitana, come mai addirittura in Sicilia si parla di 3 città metropolitane, Messina, Catania e Palermo, a parità di cittadini del Veneto. Mi chiedo a questo punto, visto che il popolo non vive di tecnicismi ma vive di
praticità. Le regioni a statuto autonomo non verranno toccate? Quale autonomia fiscale avrà il Veneto? Se sentivo oggi ad esempio che Venezia avanza da Roma oltre 500 milioni di euro per la Venezia speciale, avanza 225 milioni per il ripristino, non la bonifica, il ripristino delle rive inquinate di Porto Marghera dalla laguna. Mi chiedo e mi domando quale avvenire avranno i nostri figli e nipoti, visto e considerato che oltre 10.000 veneti sono stati hanno espatriato nel 2015 e altrettanti ne sono arrivati dall'Asia e dall'Africa e che non servono a nulla. Mi chiedo un'ultima cosa, mi chiedo e mi domando, quando sentiamo parlare di attirare i capitali stranieri, attirare i capitali stranieri di cosa? Che poi abbiamo la svendita delle nostre banche con i veri capitali dei veneti. Ad esempio abbiamo il Banco Popolare di Verona che è stato fagocitato dalla Banca Popolare di Milano, abbiamo le banche di credito cooperativo, parte delle banche di credito cooperativo Veneto che saranno fagocitate da Trento. Ma vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Grazie signora. Grazie signora Michela, grazie come sempre del suo intervento. Abbiamo un altro telespettatore, poi rispondiamo perché dopo il tempo scappa via. Abbiamo il signor Claudio in linea. Buonasera signor Claudio. Buonasera e complimenti, perché le cose che volevo dire io sulla riforma le ha dette quasi tutte il dottor Pipitone, soprattutto sull'elezione dei senatori. Volevo però, visto che mi permetto di rispondere io alla signora Carlotta, che per quanto riguarda la Banca Etruria, proprio nel Veneto mi risulta che ci sono state delle banche che hanno trattato i propri risparmiatori peggio della Banca Etruria, dove lavorava il padre del ministro Boschi. Però torno alla riforma, volevo solo dire una cosa, la legge elettorale, perché è stato lo stesso presidente Zagrebelsky che ha detto che il problema della deriva autoritaria in realtà deriva dalla legge elettorale. Allora c'è una differenza tra le amministrazioni locali e il governo centrale, cioè il Porcellum è incostituzionale, sì, le leggi delle regioni sono uguali al Porcellum, non sono incostituzionali. Adesso abbiamo fatto una legge elettorale che è uguale a quella dei sindaci. Per i sindaci va bene, ma secondo me per il Parlamento centrale bisognerebbe limitare il premio di maggioranza. Grazie signor Claudio. Allora, 3 telespettatori, 3 interventi puntuali, hanno sollevato alcuni temi scottanti. Pipitone, vuole iniziare lei a rispondere un po'? Poi penso poi sull'ultimo giro questo. Allora, ci manca solo che dicano, io faccio il medico, che questa riforma non riduce le liste di attesa. È evidente che non può intervenire su tutti i temi del mondo. Diciamo che uno, non muore nessuno se passa sì o se passa no. 2, e abbiamo idee diverse, ma spero che ci confrontiamo in tranquillità e in serenità, voglio dire, perché sembra che dall'intervento di qualcuno, non solo di 2 interventi soprattutto, ma i duelli si sente in giro, sembra sia una questione di vita o di morte. Non c'è alcuna deriva autoritaria. C'è chi come me pensa che con tutti i limiti enormi che questa riforma sia un passo avanti verso il miglioramento del nostro paese. Tra l'altro ci sono 2 temi importanti che noi non abbiamo toccato per il tempo, che riguarda, viene introdotto il referendum propositivo, cioè finalmente i cittadini potranno anche dire no, non solo no, ma potranno anche dire sì e proporre delle leggi. E poi sulle leggi di iniziativa popolare finalmente viene alzato il quorum da 50.000 a 150.000, che quindi significa che deve lavorare di più per raccogliere firme, però entro 6 mesi la legge viene discussa al Parlamento. Voglio solo ricordare, l'Italia dei Valori, noi abbiamo raccolto, cosa che adesso non avviene, non avviene. Noi abbiamo raccolto oltre 2 milioni, ribadisco, 2 milioni di firme su una proposta di legge sulla sicurezza e sulla
legittima difesa. Sì, ne abbiamo parlato in questi studi. Uno dice che a casa propria si può difendere senza essere incriminato e che non si dà nessun risarcimento a un farabutto che viene a casa tua. Questa legge in Veneto, solo in Veneto 210.000 cittadini sono andati a firmarla, a provincia di Padova oltre 24.000. Questa legge è ferma in Parlamento, ma se ci fosse adesso questa riforma costituzionale approvata, voglio vedere poi quale Parlamento dice no a più di 2 milioni di cittadini italiani. Per questo dico ci sono anche altre cose oltre alla modifica della forma di governance delle istituzioni delle due Camere importanti. Quindi dico, nel complesso io do un giudizio positivo, con, ribadisco, alcune critiche che anch'io ho, alcune perplessità, però è un passo importante, se no rimarremo così per altri 20 anni. Giovanni Potete. Ma io... anche questo spunto che dà Pipitone, ad esempio su questa lei, ad esempio l'iniziativa popolare, effettivamente la riforma prevede che... I cittadini sanno che quando uno raggiunge il quorum per queste cose di iniziativa popolare, poi i partiti prendono i soldi, €1 per ogni elettore che ha superato il quorum. E questa sarebbe una cosa da abolire. Questo comunque vale per il referendum, quando sulle leggi di iniziativa popolare no. Quindi allora chiariamo una cosa, l'Italia dei Valori non ha preso nemmeno una lira, ci abbiamo solo rimesso tempo, soldi per quelli che potevamo avere, ognuno di noi ci autofinanziamo, non prendiamo contributi pubblici, quindi sulla legge di iniziativa popolare non si prendono soldi, punto, e si fa per chi fa il referendum, tant'è vero che ha proposto il referendum confermativo di questo avrà il contributo, che non siamo stato noi, è stato il comitato per il referendum, quindi diciamo le cose giuste alla gente, se no non ne verificherò pure io. Verificherò e poi gli telefoni glielo dici, dopo le verifiche gli telefoni glielo dici, per certo, va benissimo. Volevo soltanto dire quello detto da chi ha telefonato, e a posto di fare sta riforma costituzionale non era meglio attuare la Costituzione? Perché pure per i risparmiatori, cioè noi abbiamo l'articolo 32, il 36, il 38 e il 47 della Costituzione che vengono sempre completamente disattesi: il lavoro, la salute. La Repubblica incoraggia le forme di risparmio, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Però noi abbiamo il pareggio di bilancio, per cui se non facciamo deficit poi non possiamo fare tutto il resto. Però dovrebbe anche controllare le forme di risparmio, e mi pare con quello che è successo e Banca Etruria, ma anche qui con Veneto Banca e con Banca Popolare di Vicenza, assolutamente se ne è guardata bene. Quindi attuiamo la Costituzione che abbiamo, poi se nel caso si fa una Costituente e si vede di migliorarla, non di farla purché bisogna farla. Questo è. Morosin. Ma io credo che bisogna lasciare un messaggio ai nostri telespettatori, in modo tale che al di là del tentativo che abbiamo fatto di chiarimento rimanga una ragione per la quale votare seriamente no a questa questa sera poi abbiamo affrontato solo una parte comunque dei temi. Io non posso esimermi dal mettere, da sottolineare e richiamare l'attenzione sul fatto che la modifica di questa Costituzione, per quanto riguarda le regioni, e il Veneto è abbastanza regione virtuosa, vengono punite in modo veramente irresponsabile, nel senso che, come dicono due ex presidenti della Consulta, vengono di fatto ridotte a mega province o super province. Testualmente De Siervo e Onida si sono pronunciati in questi termini, e poi quindi vengono depotenziate, non c'è più una potestà legislativa regionale di un qualche rilievo, di qualche utilità politica, al punto che taluno ha preconizzato che la fase 2 sarà l'abolizione delle regioni, perché c'è la necessità di un centralismo sempre più forte che non è giustificato, come ho sentito, in modo demagogico. Era già nei programmi, forse il problema era proprio rappresentato dalle regioni e dalle province a statuto speciale. Io dico, se ci fosse stata serietà, no, perché ci sono delle regioni che non funzionano,
o che non sono adeguate a sostenere una responsabilità legislativa come quella che c'è attualmente. Facciamo il Molise per esempio, è come un quartiere, è meno di un terzo della provincia di Padova, eppure è una regione e ha le stesse potestà normative del Veneto, il che non sta in piedi. Quindi se c'è, oppure come ho sentito nel dibattito molto seguito di Renzi e Zagrebelsky, dove ha detto, ma dice professore, no, quasi si inchinava fantozianamente per dire professore, lei è stato un mio maestro, ho studiato i suoi libri, pensi, dice, no, che accentrare vuol dire garantire ai cittadini maggiori diritti. Per esempio, ha detto, no, sui farmaci vitali, perché tocca i temi delicati, i farmaci vitali per esempio oncologici, dice la Puglia ci ha messo 2 anni e mezzo, professore, per autorizzare il farmaco, mentre le regioni del nord, Veneto e Lombardia, ci hanno messo 6 mesi. Capisce che bisogna accentrare per garantire i cittadini della Puglia? Bravo, ho detto. Così avremo anche quelli del Veneto e della Lombardia che avranno 2 anni, che a Roma invece che 2 anni e mezzo Puglia. Cioè, ma ci rendiamo conto la stupidità che sta alla base di questo ragionamento? Ma non è così. Eppure l'ha venduta in modo magico, perché l'uomo è un comunicatore, ma non è così, però facendo apparire il professor Zagrebelsky come un poveraccio che non ha argomenti, dicendo una cosa di populismo veramente sfrontato. Sì, ma quello che dice non allora, è vero. Scusami, Pepito, lei hai parlato, lasciami concludere il mio ragionamento in questo, soprattutto sulla questione, è un punto, basta una ragione, quella che è stata detta anche da altri ospiti questa sera. Questo è un Parlamento illegittimo, che l'ha fatta, è illegittimo, l'ha detto la Corte Costituzionale, l'ha fatta senza avere la potestà, quindi l'investitura, per toccare così tanti articoli, e soprattutto l'ha fatta punendo anche quelle regioni virtuose, io parlo come Veneto, evidentemente, che oggi subiranno la clausola di supremazia dello Stato, cioè lo Stato, il governo anzi, perché la clausola di supremazia dice su proposta del governo, la legge dello Stato può intervenire, bisogna leggerla questa, dottore Tullio Trivellato, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, cioè vuol dire dello Stato, quindi quelli delle regioni, vedete che anche che modo astruso, cioè può intervenire nella materia di competenza delle regioni, vabbè, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Tradotto vuol dire quando voglio, quando mi pare, quando mi piace, come ritengo, io intervengo anche nelle residue poche materie di competenza delle regioni e faccio quello che voglio. Abolite le regioni, abbiate il coraggio, almeno ci sarà una rivolta, ci sarà un cambiamento, almeno siete seri, ma non fate i buffoni, non prendete in giro i cittadini. Un Veneto, siccome parliamo prevalentemente ai veneti, che si pone di fronte a questa legge dicendo non la capisco tanto, e ha ragione, sono solidale con lui perché è illeggibile, vorrei capire perché votare no, dico tieni presente, ti basta questo argomento, la clausola di supremazia che punisce la tua regione, che toglie ogni competenza al Veneto. Chiarissimo, tanto chiarissimo. Basta. Socio Vitale, no. Qui a lei il compito di... Una battuta innanzitutto sulle telefonate degli ascoltatori. È evidente che le ragioni no, chi vota no non sta scendendo ad analizzare, esaminare il contenuto del referendum, punto. Si vota no perché Renzi non ha fatto questo, perché il governo non ha fatto quello, perché ci sono i disoccupati, perché c'è Banca Etruria, eccetera. E questa è l'ennesima dimostrazione di una disaffezione, diciamo, del cittadino nei confronti della politica in generale e dei corpi intermedi in particolare. Questa è la prima cosa da dire. Su questa clausola allora, il problema è stato, a mio avviso, io che appunto ho studiato sul testo di Paladini, quando nel 2001, inseguendo il federalismo di stampo leghista all'epoca, viene riformato il capitolo quinto della Costituzione, dove si crea questa ipotesi di legislazione concorrente fra Stato e Regione. Questa dal 2001 a oggi ha prodotto una serie di norme che sono state impugnate, di leggi sia regionali che statali, che sono state impugnate alternativamente dallo Stato, Avvocatura Generale dello Stato, oppure dall'Avvocatura regionale delle singole regioni. E quindi la Corte Costituzionale è stata invasa, se voi prendete qualsiasi
Qualsiasi rivista di diritto, ma neanche costituzionale, di diritto, vedi che 10 sentenze su 15 della Corte Costituzionale per dirimere la competenza fra se doveva legiferare la Regione Veneto piuttosto che lo Stato e viceversa. Quindi questa è la prima questione. E secondo te diminuirà il contenzioso? La questione principale è, ci sono alcuni, come è stato detto, come abbiamo detto anche prima, 20 regioni, 20 leggi elettorali diverse. 20 regioni, 20 norme che disciplinano per esempio il commercio estero, il Molise come la Campania, come il Veneto, come la Lombardia, come il Lazio, che vanno a trattare con l'Europa piuttosto che la Russia, piuttosto che gli Stati Uniti sul commercio estero. Cioè, ditemi qual è il significato e soprattutto ditemi qual è il significato per il Veneto di questa diminuzione di potestà legislativa, quando il Veneto spende l'80% del suo bilancio in sanità. Ti candidi alle regionali 2020? Il Veneto spende l'80% e credo quasi tutte le regioni in sanità. Quindi tutta l'altra possibilità di manovra legislativa. Voi ditemi una legge regionale di Zaia, la riforma delle USC. Speriamo che faccia che ripristina la legge sui vaccini, almeno per dire, dice, di cosa stiamo parlando. Poi su altri temi come appunto i rifornimenti per dire, energetici, le linee come è previsto, cioè, se non c'è un'unità della nazione in questo, su che cosa andiamo a parlare? Poi peraltro sappiamo tutti, perché tutti quanti abbiamo un'azienda, un'attività, una famiglia, moltiplicare i centri di spesa è aumentare la spesa. Questa è la verità, queste sono le ragioni. Allora dobbiamo capire qual è cosa vuole il cittadino italiano. Il cittadino italiano ha votato 5 Stelle perché voleva gente che non prendesse più il rimborso elettorale, quindi ci ha chiesto una riduzione della spesa per la politica. Gli vai a dare la riduzione della spesa politica, non è d'accordo, allora qualche cosa non funziona. Un'ultima battuta, per esempio, questo interessa molto proprio me come professione. La riforma per esempio introduce anche delle limitazioni sulla decretazione d'urgenza. Questo è importantissimo, non possono essere reiterati quelli che sono decaduti, non possono essere reiterati i decreti legge che sono stati dichiarati illegittimi dalla Costituzione non per vizi procedurali, devono essere omogenei, cioè non esisterà più il decreto mille proroghe, articolo 1,560 del DL 662, cioè queste cose aberranti non esisteranno. I tempi certi. Ci sono tutta una serie di elementi positivi sotto questo aspetto qui. E concludo con una frase perché a me è piaciuto molto, è un autore, ma dice: non sono in discussione i valori fondamentali della Costituzione, è in gioco l'ordinamento dello Stato che oggi non funziona. Punto. E peggiorerà. Professor Casen, la scorsa settimana chiudendo la trasmissione diceva che aveva molti dubbi, no? Aveva molti punti interrogativi e anche aveva una certa preoccupazione. Questa sera, dopo questo nostro dibattito, i dubbi, i punti interrogativi... Allora, sono d'accordo con l'Avvocato Vitale, va migliorata la Costituzione, però va migliorata. Allora, questa che è stata proposta non è negativa, perché mi pare che lo scontro sia tutto da una parte tutto buono, dall'altra parte tutto cattivo. Ci sono moltissime cose importanti, sono state recepite, sono state portate avanti e sono positive. Sono i cardini fondamentali, l'eleggibilità dei rappresentanti, questo mi preoccupa. Dopodiché sistemate sta cosa e altre 2 o 3 ed è perfetta. Sono per la Costituzione, ma non si può mettere una cosa di questo genere quando cadono i principi fondamentali per cui io ho diritto di eleggere quello che voglio io. Non quello che mi viene sottoposto, mi viene una lista e dice guarda il menù è questo, no? Grano maltrattato, fettuccine come le voglio io, dice ma non mi piace sta cosa perché vorrei che noi tutti insieme attorno al tavolo decidessimo se mangiamo spaghetti o no. Scusate se volgarizzo la cosa. Quindi io sono d'accordo che va riformata. Quello che mi preoccupa però è come è stata presentata questa riforma, perché era compito dei proponenti diffonderla e non è stato fatto.
Quindi non mi posso lagnare se fermo la signora Maria o Giovanna o il signor Rossi e dice io non ne capisco niente. Ma parlo per me stesso, ho fatto fatica, io mi sono dovuto impegnare e perdere ore per capire perché dai discorsi che si fanno in televisione, e in questo la RAI ha dato disinformazione voluta, va bene, o così o poi mi sembrava uno slogan, o cambiamo la riforma se no l'Italia va a remengo. No, allora mandare a remengo l'Italia sono abbastanza vecchio per ricordarmelo. Cominciò Andreotti col primo governo e continuarono tutti gli altri, perché noi avevamo un governo che durava 8 mesi, no? Perché per la par condicio comandi tu, poi comando io, poi comanda quell'altro e si dividevano la torta. L'Italia oggi è onesta. Se si aprissero i cosiddetti armadi degli anni 50, 60, 70, era una roba mostruosa, Cioè, arrivavano le valigie di soldi sotto la scrivania del ministro, cosa oggi inconcepibile, farebbe saltare chissà che cosa. Quindi l'Italia sta andando in una certa direzione, sta risanando la propria morale. È il momento di farlo seriamente. Allora, un'istituzione come la RAI dovrebbe essere la prima. C'ha 15 canali televisivi, ne dedica uno per la Costituzione, perché la paghiamo noi, la RAI, e lei deve fare informazione. Dopodiché Renzi dirà o così o pomì, se no mi dimetto, questo è gravissimo. È grave perché è un insulto. È un ricatto. Scusate, se io vado da uno e gli dico o ti spacco la testa o mi dai i soldi, mi dicono estorsione questa. Ma se lo dico così cattivo, ma se dico guarda che e te lo dico ridendo, è perché parlo anche bene e mi preoccupa la cosa. E mi preoccupa perché è stato messo lì da Re Giorgio. È una cosa, è un colpo di Stato, scusate. Se l'avesse fatto qualcun altro sarebbe crollato il mondo. Se lo facessero in America, qualcuno ci rimetterebbe qualche cosa. Cioè, non so, in Italia passa normalmente. Allora questo mi spaventa. E questa riduzione delle capacità dei cittadini, della possibilità dei cittadini di esprimere il proprio voto, questo mi preoccupa. Allora, sistemate 2 o 3 cose e si può fare, perché poi l'urgenza che noi diamo non esiste. Ricordiamoci che all'epoca del governo Craxi l'Italia era il 5º paese più industrializzato del mondo. Oggi ci piantiamo addosso, ma io quando torno a casa trovo una fila di macchine sulla tangenziale che sono fermo. Tu quando tornavi l'altro giorno da Trento, no? Quanto ci hai messo a tornare a casa? 5 ore? No, 5 ore no, ma insomma era tra Trento e Vicenza l'autostrada. Se questa è la crisi, io non credo che ci sia. Poi ci sono persone che stanno male, persone disabili, hanno bisogno di aiuto, ma tutta questa crisi gridata. L'altro aspetto della crisi, se c'è, sono le banche, ma non tanto perché le banche hanno fottuto come fottono normalmente, perché il mestiere delle banche è fottere i propri correntisti, l'hanno sempre fatto dignitosamente, questa volta l'ha fatto spudoratamente. L'altro aspetto è quello che le banche hanno aiutato le nostre aziende ad andare all'estero, e invece quello che conta è che le aziende rimangono in Italia. La fortuna di Venezia, quando Venezia era quello che era perché i segreti di produzione restavano obbligatoriamente a Venezia e potevano commerciare con tutto il resto del mondo. Io voglio che gli industriali rimangano qua, perché l'industria è il pane su cui potranno mangiare i nostri figli, e non andare all'estero. Questo è il problema. La scuola va riformata, ma va riformata di sana pianta. Poc'anzi dicevamo, e io insistevo sul concetto,
Siamo ancora alla riforma Gentile perché nulla è cambiato, sono state delle riforme così palliative, ma sostanzialmente noi abbiamo una scuola che sforna dei ragazzi che non si possono inserire nella società, perché imparano una cosa che non gli serve. Parlano di principi, per carità, parliamo di Dante, poi bisogna anche calare la scuola sul reale, perché oggi la realtà va a una velocità talmente forte che se io imparo una cosa dopo un attimo è già superata e quindi devo essere sempre aggiornato. E spesso i ragazzi, per certi aspetti tecnologici, ne sanno più dei professori, perché insegnano come si usa internet, e a cosa serve internet. I docenti non sanno non usarla, ma utilizzare il meglio di internet per poter fare la scolarizzazione del futuro. Bene, ci fermiamo qua. Grazie ad Alessio Morosin, all'avvocato Sossio Vitale, grazie a Giovanni Pattete, grazie a Antonino Pipitone, grazie al nostro editore come sempre, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, a quelli che sono intervenuti, mi scuso con chi non ha potuto intervenire che si era prenotato, ma noi torniamo venerdì prossimo alle 21, sempre su TV7 con TV7 Match. Buonanotte, arrivederci.